Processo FAS Miteni, seconda udienza in tribunale a Vicenza di quello che è considerato tra i processi più importanti in tema ambientale. Sul banco degli imputati le multinazionali che hanno gestito l'azienda di Trissino e alcuni dei suoi amministratori. Dall'altra parte il legale delle parti civili, dal Comitato delle Mamme No FAS alla Regione Veneto, persone fisiche e moltissime associazioni. Una giornata, quella di oggi, ancora tecnica. Le difese degli imputati in particolare hanno eccepito relativamente ad associazioni ambientali, ad alcune persone fisiche che non ci sono i presupposti. Adesso è appena iniziata l'ultima parte che riguarda le cosiddette questioni preliminari, che riguardano la procedibilità dell'azione, tutte quelle questioni che potrebbero o dovrebbero bloccare il processo. Noi abbiamo l'interesse a arrivare a una sentenza prima possibile, abbiamo l'interesse che la sentenza dichiari le responsabilità, accerti le responsabilità di chi ha provocato il danno e siamo nelle loro mani. Cosa possiamo fare? Facciamo tutto quello che possiamo, supportiamo i nostri avvocati, siamo sempre in collegamento con loro, abbiamo fiducia in loro e poi speriamo che vada bene. Un processo davanti alla Corte d'Assise complicato dal fatto che riunisce in sé tre filoni d'inchiesta, quello propriamente dell'inquinamento da FAS, un secondo filone relativo all'inquinamento da Genix ed infine quello relativo al fallimento della Miteni con tutti i reati bancari e finanziari legati. È la prima volta in Italia che vi è un processo davanti a una Corte d'Assise che riguarda un reato di competenza Corte d'Assise e altri reati così diversi rispetto alla Corte d'Assise. In una giornata lunghissima con problemi tecnici di audio, l'udienza è stata aggiornata il 30 settembre, quando a controdedurre alle eccezioni presentate dai legali degli imputati saranno le parti civili.